una serie di spunti che possono essere colti. Abbiamo un quarto d'ora circa per le domande. Chi è interessato può venire qui dal podio. Abbiamo sentito, diciamo, anche quest'ultimo intervento del professor Guidarelli, alcune cose che sono anche particolarmente stimolanti sul progetto Le Corbusier, che è molto studiato, molto celebrato, ma anche problematico, anche critico e starei per dire per fortuna non realizzato. E un'altra cosa che mi veniva in mente è come utente degli spazi ospedalieri, e noi adesso passiamo tranquillamente dalla scuola al convento, ai mendicanti, al Santi Giovanni e Paolo nel senso storico del termine, e molto spesso non ci accorgiamo che stiamo passando dei confini, diciamo. Quindi questo significa, secondo me, che hanno risolto i nostri predecessori questo problema, che non era un problema assolutamente banale, diciamo, no? Quindi adesso mi accorgo che anche quando arriva qualcuno da fuori dobbiamo segnalare che stiamo passando il confine tra la scuola e il convento, tra la scuola e i mendicanti, perché altrimenti non ce ne accorgiamo. La complementarietà è assicurata e anche complessivamente, diciamo, la funzionalità, che, diciamo, è un bel punto di arrivo proprio dal punto di vista della fruizione, perché è vero quello che dice il professor Guidarelli, cioè l'ospedale si è imposto rispetto all'area della città interessata, ma l'ospedale, vorrei dire, ha sempre le sue regole e secondo me sono anche regole che sono prioritarie molto spesso rispetto ad altre funzioni, diciamo, della città. Dottoressa Sandonà, hai qualcosa da dire? Vieni, vieni. No, vieni qui che è così. Ma in fondo non sentono, meglio che viene qua. Sì, sì. Guarda che c'è un microfono. Grazie. No, tra per esempio le cose che ho visto nel tempo modificarsi, tra il progetto di lavorare sull'esistente o di scegliere una sede esterna, bisogna tenere presente anche veramente tante altre caratteristiche che sono solo di Venezia e non di altri ospedali. Per esempio, il fatto che i soccorsi avvengano dalla parte, diciamo, delle fondamenta 9, molto scosse da movimenti collegati con il maltempo, con tutto quello che c'è, la nebbia. Oggi che siamo venuti, io ho fatto anche un giro stamattina verso Murano, e insomma tutte le isole che confluiscono sull'ospedale fanno ritenere che quella sia la sede forse geograficamente più vicina, ma non necessariamente la più funzionale dal punto di vista dell'accesso. Quindi per esempio se Corbusier pensava di fare vicino al ponte, il ponte, diciamo, di collegamento con Mestre, probabilmente era più logico come sistemazione rispetto a quella di adesso, pensando anche all'integrazione grande che c'è nei nostri ospedali, anche nella nostra ULSS, tra l'ospedale di terraferma e l'ospedale di Venezia, e che è necessaria oggi in questo ospedale integrato che abbiamo, nei nostri ospedali sempre più complessi. Quindi voglio dire, anche i trasporti, penso a quanto abbiamo ragionato sulla specificità di alcuni istituti come il laboratorio, il passaggio la concentrazione degli esami in posti specialistici. Chiaramente il trasporto, il veicolare queste cose dal punto di vista tecnico comportano anche una scelta oculata di dove
posizionare l'ospedale, al di là che sia l'ospedale comunque della città e che quindi dalla città venga facilmente raggiunto. Ma il problema dei trasporti dei pazienti e dei materiali è un problema grosso per Venezia. Quindi sì, abbiamo fatto veramente anche negli ultimi anni cose egregie dal punto di vista anche dell'integrazione fra i diversi padiglioni, perché non è tanto agevole, per quanto ci sia anche in altre città, penso al Niguarda che ha i suoi padiglioni, cioè, però dico collegare le diverse funzioni per il paziente che è ricoverato e che deve andare da un padiglione all'altro per fare gli esami di radiologia, per fare le visite specialistiche da qualche altra parte, richiede nella progettazione, come abbiamo anche fatto insomma, negli ultimi anni, di pensare anche a unificare il più possibile, insomma, proprio per agevolare i movimenti anche interni. Tante altre cose che magari poi mi vengono in mente dopo. Grazie. Grazie. Il professor Punzi? Io la ringrazio per questa bellissima relazione. Io sono 40 anni, sono stato reumatologo all'Università di Padova, direttore della scuola di reumatologia, adesso collaboro molto volentieri con l'ospedale San Giovanni e Paolo. E in effetti proprio mi ha dato la dottoressa Sandonà questo spunto del problema che sembra rilevante di come deve essere organizzato un ospedale sotto forma di padiglioni, organizzazione, è quella della raggiungibilità. Allora io sono reumatologo, un terzo della popolazione ha difficoltà motorie e francamente uno dei problemi più grossi di Venezia non è tanto il fatto che si situi centralmente, che è un vantaggio per i cittadini, però dalla difficoltà di salire, per esempio, su un vaporetto, ma perché, per esempio, lo stesso vaporetto dei turisti deve essere lo stesso vaporetto che il cittadino ammalato, precario, fragile, deve prendere. Allora io credo che questo va ridiscusso, cioè non ci potrebbe essere, c'è a Strasburgo, lo posso dire, ecco, lei probabilmente conosce la situazione di Strasburgo, dove c'è un ospedale centrale storico e c'è un campus periferico più scientifico. Bene, l'ospedale ha degli autobus elettrici piccoli che vanno dentro. Quindi, insomma, secondo me bisogna anche molto discutere di questo per non mandare via i fragili, perché se vogliamo mandare via i fragili si chiude Venezia. Allora c'è questo problema che secondo me è dell'accessibilità che deve essere considerato. Grazie. Qualcun altro? Qualche primario che sicuramente ha qualcosa da dire? Dottor Grassi? Io, per allacciarmi ai discorsi già fatti, qualcosa in più mi viene da pensare a quello che si poteva fare forse. Io vedo l'ospedale di Venezia come estremamente necessario per la popolazione, anche se lavorando in passato a Mestre, sembrava quasi che Mestre potesse completamente assorbire Venezia e poterla gestire. Io credo che a suo tempo i decisori hanno forse sbagliato la location del nuovo ospedale. Io credo che forse un ospedale sia di Laguna che di terraferma avrebbe agevolato un'integrazione molto più completa, una location, quella che tutti pensano che è quella di San Giuliano, avrebbe fatto poter raggiungere sia le lance sia i mezzi con gomma nello stesso ospedale, senza decentrarlo troppo né da un lato né dall'altro. Per quanto riguarda la trasportabilità, nel mio campo noi gestiamo l'infarto. Io credo che a suo tempo i mezzi di trasporto erano ben diversi, per cui la prossimità del centro ospedaliero verso le isole forse era necessaria. Oggi questo non serve più. Oggi i tempi di trasporto, i tempi per poter trattare una qualsiasi emergenza sono davvero bravi i nostri colleghi del 118, che non c'è più questo problema, raggiungiamo da una parte all'altra con tempi assolutamente accettabilissimi. E poi io credo un ultimo commento che però
forse esula da questo discorso, e credo che l'ospedale di Venezia stia coniugando un po' la storia. Ricordiamo che Venezia è stata, sì, cioè che Padova è stata sì il centro culturale dell'università, ma ai suoi inizi era stata finanziata e voluta da Venezia, e quindi era molto previdente questo progetto. Qualcosa che io dovevo aggiungere domani è che a Venezia si faceva, io faccio dei corsi di massaggio cardiaco nelle scuole, alla pratica faccio una piccola premessa teorica e alla premessa teorica faccio una piccola premessa storica. A Venezia hanno promulgato per primi, cioè non per primi hanno fatto il massaggio cardiaco, ma per primi hanno dettato come fare la resuscitazione degli annegati, era il titolo dell'opera, di questo decreto veneziano. Non mi chiedete di più, ce l'ho sulle diapo. Però, voglio dire, era un cattolicesimo laico, non so se mi fate passare questo termine, che consentiva di affrontare le problematiche della medicina forse in un modo un po' più corretto, perché forse il cattolicesimo non era tutto e dall'altro lato la laicità forse non era sufficiente, specie per quell'epoca. Io di più. Grazie. Abbiamo spazio ancora per altre 2 domande. Dottor Merenda. Buongiorno a tutti. No, io volevo, a parte agganciarmi al discorso che ha appena fatto il dottor Grassi riguardo alla location dell'ospedale, che purtroppo, senza piangere sul lato versato appunto della possibile sede comune, sicuramente vede penalizzata l'area del San Giovanni e Paolo per la necessità nei collegamenti con la parte della terraferma di 2 passaggi, quindi del passaggio su barca e del passaggio su gomma, che francamente mette molto in crisi qualsiasi problematica di tipo urgenziale, piuttosto che legata al clima, piuttosto che sappiamo che addirittura ci sono stati momenti in cui sulle fondamenta nuove non attraccava nessuno, neanche la Guardia Costiera. E un altro dei problemi invece molto più semplice forse da risolvere, che secondo me in un'area ospedaliera non dovrebbe esserci, è il passaggio delle persone. Un ospedale in qualsiasi posto di questa terra durante le ore serali diventa un bunker, c'è un ingresso e si entra solo da quella parte. Questo per evitare che ci siano possibili infiltrazioni di persone che non devono entrare in ospedale piuttosto che altro. In ospedale Venezia non c'è nessun controllo di questo genere. L'ospedale è totalmente aperto perché c'è la fermata del vaporetto attraverso cui passano i bambini per andare a scuola. E questo non ha nessun senso in un ambito ospedaliero che ci passino i bambini per andare a scuola attraverso l'ospedale. Quindi forse pensare a un percorso diverso per il pubblico e che non insiste sull'area ospedaliera sarebbe necessario, oltre poi a tutti gli disegni futuristici che riguardano più la comunità, nel senso il comune, per una location diversa. Dottor Tesserin. No, sei portatore di una lunga esperienza in tema di organizzazione ospedaliera. Tipico agguato che solo il dottor Popov. No, ho sentito adesso solo queste osservazioni, purtroppo chiedo scusa, non ho sentito la relazione precedente. È indubbio, io concordo con quello che dice il dottor Grassi in termini di utilità, anzi necessità dell'ospedale di Venezia. Per chi un pochino come me si è approcciato all'ospedale, o come Lorena lo conosce molto meglio, il dottor Girotto che è qui da qualche mese, si rende conto della indispensabilità, perché gli spostamenti interni sono di un certo tipo, eccetera, eccetera. È certo che, primo passaggio, un ospedale a padiglioni non può che essere così in questo momento a Venezia. Le scelte del passato sono scelte del passato, quelle di oggi sono queste e ci si muove così.
è verosimile che qualche miglioramento, anzi che indispensabili miglioramenti in termini di funzionalità, anche per la separazione fra i reparti più per acuti e quelli, diciamo, che hanno più necessità di assistenze di più bassa intensità, si debba pensare per il futuro. Questo è certo. È anche certo che ci sono alcune problematiche nell'area dell'emergenza-urgenza che vanno prese in considerazione già da subito, sono certe, sono evidenti e sono anche difficilmente diciamo, procrastinabili nel tempo. Non so, a tutti quanti viene da dire, no, che l'ospedale unico in sede baricentrica poteva essere una buona soluzione perché i percorsi sono relativamente veloci, le isole sono più, forse in parte, più praticabili e così via. Ma quello che è stato, ormai non vale neanche più la pena di parlarne, insomma. Però oggi concentrarsi molto su alcune separazioni di intensità di cure e sulla concentrazione in alcuni spazi di alcune attività va fatto. Forse anche, qua non vorrei dire una parola in più, quindi sarò molto prudente, anche pensando a quello che sarà il futuro, non per forza guardando all'oggi. L'oggi è di un certo tipo, è ragionevole pensare che il futuro a medio termine, lungo non vale neanche la pena parlarne, non sia per forza quello di oggi, anzi potrebbe essere radicalmente diverso e va pensato in termini di mantenimento della attività d'urgenza, ma nel contempo pensando a un'attività di elezione molto elettiva, di altissimo livello, di grande attrattività, quindi va anche ripensato dal punto di vista funzionale, non solo dal punto di vista strutturale. Poi la struttura, c'era uno slogan che mi piaceva molto in passato, di cui mi picco di essere l'autore estemporaneo peraltro. Il tema è innovare la struttura per strutturare l'innovazione. Quindi prima viene l'innovazione, a mio modesto parere, l'innovazione funzionale, l'innovazione ideativa. Poi la struttura deve seguire, cioè ci deve essere un progetto interessante, forte, importante e da lì poi far seguire l'aggiustamento strutturale. Bene, se chiederei adesso al professor Gullino e al professor Guidarelli un loro commento finale. Beh, che dire, mi pare che il dibattito sia stato fatto proprio in corpore vivi, nel senso che i dottori che operano nell'ospedale ovviamente sono interessati e sentono in modo con particolare sensibilità il luogo di lavoro presente e quello che potrà essere futuro. Mi pare che i giudizi siano stati sostanzialmente tutti positivi sulle ristrutturazioni interne dell'ospedale che si sono verificate da un secolo in qua. Si è parlato meno del Novecento rispetto all'Ottocento, forse perché l'Ottocento ha avuto gli interventi più incisivi su quella che è stata la struttura dell'ospedale. Per esempio non abbiamo parlato di proliferazioni dell'ospedale, di articolazioni diverse, e sto pensando all'istituto elioterapico all'ospedale al mare. Adesso purtroppo l'ospedale al mare è ridotto in cenere, nel senso che è un deserto. Io abito al Lido e ogni volta che si passa davanti, insomma, è una sofferenza vedere come è ridotto, in che non è più neanche pensabile parlare di degrado e si parla proprio di un abbandono totale che si spera non possa durare in eterno. Cioè, ci sono stati nel tempo, anche nel Novecento, una serie di innovazioni esterne all'ospedale, non soltanto interne, che oggi non abbiamo trattato. Io per primo chiedo scusa, però il tempo è quello che è, insomma, e quindi non si poteva fare. La materia è sterminata, la materia è grossa, sterminata, è cospicua, è ingente. Mi pare però che due cose, insomma, l'interesse nostro, suo e mio, è stato incentrato sull'Ottocento prevalentemente. Quanto ai dottori che sono intervenuti, mi pare che non ho sentito critiche forti a quello che è stato fatto, il che mi pare una buona cosa. Certo, ognuno di loro avrà
delle idee, delle speranze di futuri miglioramenti dell'ospedale, ma da che mondo è mondo l'uomo ha sempre operato e agito in questo senso. Mi pare che tutto sommato, insomma, l'esperienza sia stata sia positiva e le speranze siano buone. Ecco, io brevemente per rispondere alle vostre sollecitazioni. Quando un architetto progetta un edificio o un pezzo di città, se la sua opera, la qualità della sua opera dipende dall'equilibrio fra questi tre componenti: la forma, la funzionalità e l'aspetto tecnologico, no? Firmitas, utilitas e venustas, quella è la triade vitruviana. L'equilibrio e la compenetrazione fra queste tre cose. Quando si tratta però del riutilizzo di edifici preesistenti, evidentemente è impossibile operare in questa maniera. Bisogna andare con molto buonsenso, con molta intelligenza e percezione del rapporto fra le esigenze dei diversi fruitori del futuro dell'edificio. Allora è qui che interviene il concetto, secondo me, di destino dell'architettura, perché un complesso che è stato costruito come un convento di padri domenicani, che l'intelligenza, il buonsenso e la percezione delle esigenze sociali, oltre che scientifiche, degli attuali amministratori, si è riuscito a renderlo funzionale e un bel ospedale, vuol dire andare al di là del mestiere dell'architetto e aiutare l'architetto nel suo mestiere. Quindi sono diversi gradi di complessità, evidentemente. L'altro aspetto, quello che rende ancora più complicato, è la scala dell'intervento. Quando la dottoressa parlava prima dove sistemare l'ospedale, l'operazione di Le Corbusier ha un'origine, diciamo così, dall'amministrazione comunale. È il piano regolatore che aveva deciso di mettere lì l'ospedale, mica Le Corbusier. Le Corbusier sarà venuto 2 o 3 volte, ha lasciato degli schizzi e poi sono stati realizzati da altri, gli esecutivi nel frattempo lui è morto, eccetera, eccetera. Il fatto di sistemare lì, di decidere che fosse lì l'ospedale, vuol dire che nel frattempo era evoluta l'idea di città di Venezia e di conseguenza una delle funzioni principali di una città, che è quello della cura, dell'aspetto della medicina, della cura e quindi del ruolo di un ospedale in questa città. Cosa è Venezia in questo momento? All'inizio degli anni 60 che cos'è Venezia? E di conseguenza che ruolo ha l'ospedale? Perché metterlo in questa, eccetera, eccetera. Quindi è un problema, la qualità di qualunque cosa che riguardi l'architettura della città dipende dalla buona gestione della complessità. Io la direi così. Sì. Ma sì, come commento conclusivo di questa prima parte, sì, diciamo che fino al 1935-36 le strutture all'interno del perimetro ospedaliero erano sostanzialmente quelle della Repubblica. Si comincia a vedere qualcosa di nuovo a partire dal 1936, se ricordo bene. Arriviamo ai giorni nostri e possiamo apprezzare, secondo me, un assetto che dà dei servizi qualitativamente importanti agli utenti, e possiamo considerare questo assetto come un assetto, dice il dottor Tessarin, definitivo nel medio periodo, che mi pare già, come dire, un'affermazione importante, pensando a quanto velocemente cambiano le cose. Negli ultimi anni il Semerani ha costituito una risposta importante al tema della tecnologia, al tema dell'urgenza, al tema della degenza. Negli ultimi anni l'intervento sul padiglione Iona ha dato una svolta formidabile alla gestione della degenza, consentendo di spostare in quella direzione gran parte della degenza che era collocata in mendicanti in una situazione considerata non più soddisfacente. Ultimamente, vorrei dire attualmente, con l'intervento in corso sul padiglione Gaggia, si sta completando un assetto, diciamo, di modernizzazione, di adeguamento delle strutture dell'ospedale. Venezia è una città importante
credo che possiamo dire che ha un ospedale altrettanto importante. Quando varchiamo la porta trionfale, storica di Campo Santi Giovanni e Paolo e ci incamminiamo verso l'interno e poi arriviamo fino al padiglione Iona, ci rendiamo conto in questa sequenza quasi trionfale delle situazioni architettoniche che troviamo, quanto originale sia e quanto importante sia l'ospedale.